E come dicevamo, 100 anni fa a San Donà di Piave il primo congresso regionale sulla bonifica. Il 2022 celebrerà questo evento. Abbiamo cominciato ad ascoltare il pensiero del presidente Luca Zaia. 100 anni fa il Congresso regionale veneto delle bonifiche, tenutesi a San Donà di Piave, pose le basi a livello nazionale della bonifica moderna. Oggi, per ricordare questo importante momento, ANBI Veneto, Università di Padova e Consorzi di Bonifica organizzano Terre Evolute 100, un ricco programma di convegni, mostre e spettacoli dedicati al rapporto tra uomo, acqua e ambiente. È un momento importante per noi per ragionare sulla bonifica del domani. Dovrà, dal nostro punto di vista, contemplare un po' più la bonifica, diciamo, tradizionale alla bonifica anche ambientale, cioè riportare un po' l'attenzione non soltanto la parte economica che riguarda la bonifica, ma anche quella ambientale, che devono conciliarsi e progredire e svilupparsi di pari passo. Ci fa piacere ricordarlo, questo centenario che ha cambiato non solo la fisionomia del Veneto, ma è stato anche un intervento che oggi è un intervento assolutamente identitario, perché l'opera della bonifica vuol dire aver strappato aree originariamente che erano aree acquitrinose, aree della malaria, ma soprattutto aver dato una dimensione agricola al Veneto che oggi è una dimensione internazionale. Siamo la seconda agricoltura d'Italia, 6 miliardi di fatturato, ma siamo l'agricoltura dei 350 prodotti tipici. Oggi, come 100 anni fa, il Veneto si propone come laboratorio per un nuovo approccio alla gestione del territorio, fondamentale la necessità di preservare l'equilibrio tra attività umane e natura. Da qui fino a marzo del 2023 ci saranno una serie di eventi che interesseranno appunto il mondo della bonifica e che vedranno partecipe da una parte il mondo accademico, l'Università di Padova in primis e poi altre 14 università di tutta Italia, e dall'altra parte il mondo dei consorzi di bonifica, i consorzi veneti ma anche tutte le ANBI regionali di tutta Italia. Stiamo incoraggiando enti, istituzioni del territorio, regionale, nazionale, internazionale, a dialogare con la ricerca e con la scienza, così da poter crescere e sviluppare insieme e poter anche creare contesti nuovi in cui i saperi dialogano in modo democratico e responsabile. L'evento principale sarà in programma a San Donà di Piave tra il 26 e il 29 maggio. Curatore artistico del festival Andrea Pennacchi. È anche l'occasione per, come dicevo prima, per rendere un po' il discorso che unisce il locale all'universale, diciamo, per cui riflettere su cosa significa bonifica in generale per tutti noi, oltre che per chi usufruisce dei servizi del consorzio di bonifica. Quest'anno abbiamo pensato che per l'occasione, essendoci il centenario, abbiamo pensato di fare dei progetti costruiti proprio apposta per il festival.